Aveva investito una ventottenne la notte di Natale 2016 in via da Verrazzano a Sottomarina, causandone la morte. Ieri Luca Cavallin, 25 anni, è stato condannato a 3 anni e 4 mesi dal giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Venezia, Andrea Battistuzzi, in quanto riconosciuto colpevole di omicidio stradale. Per il giovane anche l'aggravante dell'iniziale fuga, essendo poi tornato sui suoi passi e ammesse le responsabilità. Cavallin ha usufruito del rito abbreviato, con conseguente sconto di un terzo della pena. Nelle prime ore di quella tragica notte, Elena Boscolo Contadin stava attraversando la strada sulle strisce, assieme al fidanzato Alberto, quando sopraggiunse la Citroen guidata dal 25enne, che aveva appena terminato di lavorare come cameriere in un locale poco distante. Per la ragazza non c'è stato più niente da fare, nonostante un massaggio cardiaco praticato in extremis. Sembrava la scena di un film, riferisce un testimone che tra i primi ha visto le performance di una donna di circa 40 anni, la quale, questa mattina poco dopo le 6, alla guida di una Volkswagen Maggiolone color argento, è passata a velocità folle per Calle San Giacomo, terrorizzando gli avventori dell'American Bar all'angolo di Fondamenta San Domenico, che hanno visto il mezzo quasi entrare nel locale. L'auto era con il paraurti staccato, una ruota totalmente a terra, dal momento che provenendo da Sottomarina aveva urtato e creato danni a 2 automobili in via San Marco. Ciononostante la donna ha continuato attraversando tutto il corso del popolo, terminando la sua corsa a metà di Campo Marconi, dove peraltro ha divelto l'ennesimo paletto ai piedi di Porta Garibaldi e un segnale stradale. È intervenuta la Polizia di Stato e di supporto la radiomobile dei Carabinieri. Per miracolo nessuno si è fatto male, anche se la donna è stata trasportata al pronto soccorso per accertamenti. A quanto pare non sarebbe stata preda di effetti da sostanze stupefacenti o alcol, quanto piuttosto da seri problemi di salute. Ben 5 Chioggiotti ai primi posti nella graduatoria stilata per l'assunzione di 6 agenti stagionali di polizia locale, a seguito del concorso le cui procedure sono terminate nei giorni scorsi. I nuovi agenti entreranno in carica nei primi giorni di luglio e saranno prevalentemente deputati a contrasto del commercio illegale lungo la battigia di Sottomarina. Sono state in tutto 29 le persone che hanno avuto i requisiti per entrare nella lista ordinaria da cui attingere. Al primo posto si è piazzata la 29enne Erika Tamiso, poi Christian Pellegrin, che proprio oggi compie 44 anni, la 28enne Elisa Boscolo Celeghella, il 26enne Matteo Bellemo, il 21enne Riccardo Pescara e la 42enne Elisa Boscarato. Prende avvio oggi un servizio sperimentale di trasporto pubblico utile ai turisti che frequentano i campeggi di Sottomarina per visitare il centro storico di Chioggia oltre a Venezia e la Laguna, senza perdere le coincidenze. L'impresa Arriva a Veneto infatti si è accordata con l'associazione di categoria Cisa Camping per attuare un bus navetta 3 giorni alla settimana fra la diga, il capolinea di Piazza Europa, le motonavi all'Isola dell'Unione e via Barbarigo. Il servizio sarà in funzione durante l'estate ogni martedì, giovedì e venerdì, con partenza alle ore 7.50 dalla diga, effettuando tutto il percorso, e alle 18.45 dal rientro delle motonavi all'Isola dell'Unione. Non si svolgerà nella sala consiliare del municipio di Chioggia la prevista assemblea del comitato No GPL il prossimo 5 luglio per fare il punto della situazione dopo la scadenza del termine per la prosecuzione dei lavori al deposito di Valdario e la richiesta di Costa Bioenergie per un risarcimento danni al comune. Il sindaco ha negato l'uso della sala, motivandolo con l'orario serale richiesto, quando nessun dipendente comunale è in servizio a garantirne l'apertura, la sorveglianza e la chiusura. Contestualmente, la nota dell'amministrazione evidenzia come non esista alcuna documentazione rilasciata dal Ministero per le Infrastrutture riguardo la fine dei lavori, né appunto la relativa richiesta di proroga da parte di Socogas.
Due anniversari fanno da corona al concerto che i Venice Floyd, la tribute band tutta chioggiotta, terranno sabato 29 giugno all'America Follower di Sottomarina. Ricorrono infatti i 30 anni dal celeberrimo quanto discusso live veneziano dei Pink Floyd e contemporaneamente mancano pochi giorni ai 50 anni dallo sbarco del primo uomo sulla Luna, al quale il gruppo si è connesso nell'album più venduto di sempre, ovvero The Dark Side of the Moon del 1973. L'iniziativa è stata presentata stamani in una conferenza stampa proprio nel locale sul lungomare che ospiterà l'evento. Oltre alla musica dal vivo, nello spazio esterno, una delle sale dell'America Follower si riempirà con i vinili, le rarità, i cimeli raccolti dal collezionista Stefano Tarquini dell'associazione Lunatics. Ospite speciale sarà Durga McBroom, corista americana ufficiale dei Pink Floyd, che era sul palco anche la notte del Redentore di 30 anni fa. Durga torna a esibirsi assieme al complesso locale in compagnia della sorella Lorelai, anche lei vocalista di successo. Supportati dalla voce narrante di Massimo Bonaldo, i Venice Floyd sono Roberto Mulonia alla voce e chitarra, Roberto Perini all'altra chitarra, Riccardo Ravagnan e Marco Rossetti alle tastiere, Ettore Boscoli al basso, Massimiliano Tiozza alla batteria, Marco Spagno alle percussioni, Serena Tarozza al sax, Moira Mo e appunto le sorelle McBroom ai cori. L'ingresso al concerto, che inizierà alle ore 21:30, sarà gratuito. Per la cena è suggerita la prenotazione al numero 041 49 35 17.